Grazie Ernestina, invece do subito il benvenuto ad Alfio Leocata, musicista popolare in collegamento da Catania, visto che abbiamo parlato di siciliani. Benvenuto Alfio. Grazie Monica, buonasera a tutti. Allora, ti abbiamo voluto coinvolgere Alfio, anche perché so che tu dovevi andare in Argentina, ti stavano aspettando, poi ovviamente lo sappiamo tutti, diciamo, i programmi, i progetti sono in qualche modo saltati. Io ti auguro ovviamente di tornare, ma tu sei un artista che ha portato la sua musica in tutto il mondo. Sì, Monica, già l'anno scorso sarei dovuto andare proprio in questo periodo a Paranà con la famiglia siciliana di Paranà, che saluto il mio amico Josef Resti, ma la pandemia non ce lo ha permesso e quindi è solo un appuntamento rimandato che riprogrammeremo non appena la pandemia ce lo permetterà. Sì, Certo. Monica, grazie alla mia musica ho avuto la possibilità di abbracciare tanti siciliani e suonare anche per il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, Tom Cruise, Nicole Kidman, insomma, parecchie soddisfazioni. Senti, allora tu fai, la sappiamo, musica popolare siciliana, ma mi descrivi esattamente, scusa la mia ignoranza, ma gli strumenti che utilizzi? Sì, sono principalmente due, sono friscaletto e zampogna, due strumenti prettamente siciliani. Ecco, ne ho preso uno giusto per farvi vedere. E ho anche la zampogna, quindi sono due strumenti che rappresentano la tradizione popolare siciliana. Ci fai sentire il suono? Ma mette già allegria a sentirlo. Grazie, sì, è una classica tarantella siciliana. Sì. Maestro, tu conoscevi il friscaletto e la zampogna? Sì, il fiscaletto sì, e anche la zampogna veramente. C'è anche una canzone, Cumpari, non so se tu la conosci, che parla proprio come suona il fiscaletto. A un certo punto dice, vedi che annuisce la conosce. Alfio, la conosci? Certo che sì, è anche una canzone che ha fatto il giro del mondo perché è una canzone un po' italo-americana che si vede anche in parecchi film. Bravo. Si può sentire anche in parecchi film. Certo, buonasera maestro. Ciao, complimenti. Grazie maestro, grazie. Senti Alfio, ma questi strumenti dove si trovano? Cioè esistono degli artigiani specializzati oppure te li costruisci tu? Io non li costruisco, ci sono degli artigiani specializzati che costruiscono secondo tradizione, ovviamente sono strumenti interamente fatti a mano dove non esiste una catena di montaggio. Io ad esempio non acquisto più strumenti da moltissimi anni perché ancora ho il mio primo friscaletto quando cominciai all'età di 6 anni, quindi potete immaginare il friscaletto come qualsiasi strumento se è curato, se è trattato bene è per sempre. Certo. Senti, come è per sempre immagino l'affetto delle comunità italiane all'estero, cioè tu che hai comunque girato, quali sono state le comunità più affettuose, i tuoi tour, i tuoi concerti che ti hanno dato comunque più soddisfazione, al di là di quelli che ci hai già citato con insomma importanti personalità? Ma Monica, diciamo che l'affetto e la disponibilità e l'ospitalità è nel DNA di ogni siciliano. Non ricordo mai di aver avuto problemi con le comunità, anzi manifestazioni di affetto, inviti a casa, guarda che più ne ha più ne metta, anche se una piacevole sorpresa è stato il Brasile, a Rio de Janeiro, che non mi sarei mai aspettato nel 2005 a una comunità così grande di siciliani e meridionali del sud Italia. Quindi ti lascio salutare, manda tu il saluto a questi argentini che ti stanno aspettando, poi magari ti metto in contatto anche con Ernestina se ci andrai. Grazie Monica, sì, saluto il mio amico José Presti che ti raggiungerò presto, promesso José, e saluto l'associazione Famiglia Siciliana del Paranà, un abbraccio a tutti i siciliani, spero di potervi rallegrare con la mia musica anche di presenza. Anch'io saluto José, sempre carino, ci segue tutti i giorni, quindi veramente un saluto affettuosissimo. Grazie ad Alfio Leocata, un maestro della musica popolare che diffonde la sicilianità nel mondo. Quindi
Ti auguriamo il meglio davvero per la prossima estate, quando speriamo almeno si potrà riniziare a suonare all'aperto. Sì, speriamo veramente, Monica, speriamo che tutto torni alla normalità e che possiamo riprendere a vivere, e anche in musica e con l'arte in genere, il teatro, il cinema, un po' tutto quello che concerne l'assembramento per questioni ovviamente tecnico-organizzative. Esatto, grazie Alfio. Buona serata a tutti. Buona serata, buona serata a te. Buonasera, grazie. E allora adesso oggi dedichiamo il nostro